Vediamolo, è impegnato. Ecco, è anche impegnato... lui. Ciao Filiberta, non riesco a scriverti Sandrone? su WhatsApp. Certo. Sandrone! Ti mando un bacino via SMS, ma non ho le faccine per mandarti la linguetta. No, no, Sandrone. Ciao Sandrone! Stavo cercando di mettermi in contatto con la Filiberta. Ah, sai vedi. già che non vanno i social, perciò... Sì, mi ok, dispiace ok. perché almeno la sera riuscivamo un po' a certo. scriverci. Però Certo. siccome mi abita di fianco, quasi quasi se li... beh, Filiberta, ma mi manchi! Scusa, apri la finestra. Sono riuscito a trovarvi fuori qualche bella ottimo, occasione dai. di qualche oggetto, diciamo, di utilità. Bene. Ad esempio, prendi numeretto alle poste Beghelli. Cioè, scusa, com'è? È un pensionato che tu passi dalle poste, c'è ancora... per 5 euro mi prendi il numeretto che intanto devo prendere il pane e lui molto gentilmente te lo prende e intanto si sta in tasca 5 euro. Oppure questa innovazione che viene direttamente dall'Università del Massachusetts. Addirittura. Sì, ma un poco Sussex. Un poco, vabbè, dai, ok. Sì. Allora, una intelligentissima trappola per topi intelligenti. Ah, ok. Come funziona? Come funziona? Sentiamo. Allora, è diciamo un apposito supporto lungo 30 cm circa in materiale anti-urto. 40 mi sembra di quando parli con gli amici che vabbè, è anche telescopico, quindi lo puoi fare anche 1,5 metri. Ah, ok, telescopico anche, ok. Beh, e cosa fa In mezzo c'è una lama messa in questa maniera. In questa maniera. Dalle parti ci sono due vassoi dove apporre l'esca. Da una parte ci metti il pane, dall'altra ci metti il formaggio. Il topo intelligente sa riconoscere la differenza tra il pane e il formaggio. E lui quando arriva lì si mette con la testa sopra la lama e dice Mario il pane, Mario il formaggio, Mario il pane, Mario il formaggio, Mario il formaggio, non ci e credo. resta decapitato. Che è orribile questa, da animalista, anche animalista proprio. convinto, Tony. Questo è utile soprattutto per le pantegane, perché puoi essere animalista quanto vuoi, ma le pantegane fanno ribrezzo. Va bene, dai, vai. Un utilissimo calzascarpe che calza anche ciabatte, pantofole, pianelle, babbucce, stivali, scarponi, monboot, scarmare e anche... Ah, eccola. Male! Ok, abbiamo Pensavo avessi capito. visto una pantegana da come era partita. Acquistandole 15 in regalo un punto vendita Pitta Rosso. Ah, va bene, ok. In omaggio. Oppure abbiamo anche un cava grassetto del prosciutto che sono sputin. Poi un praticissimo proteggi slip dai malintenzionati con sistema anti-intrusione a scosse elettriche a 5 modalità. Modalità scossetta di avvertimento, modalità tiente le mani in scarsella, modalità adesso te rotto gli odi, modalità stendi vedei, modalità fulmine a cesseno, modalità Gheodor da Busin e modalità toccata male. Ok, fantastica questa. Acquistandone 18 in regalo uno spray aglio olio e peperoncino. Un utilissimo, non ti scordare di me che sono nel parcheggio del Famila. E per non dimenticare anche gli adulti. Per qualcuno si dimentica anche la moglie, non ti scordare di me che sono l'autogrill. Poi una bilancia baruccona con tasto scondichili. Bellissima! Bella questa, Acquistandone 4 in omaggio una torta a 1000 foglie senza zucchero. Senza zucchero. È quello, è proprio quello che fa la differenza. Successo, Monti autostima. sopra, No? prima l'Atari, dici ti pesi normale, quando peso 75 l'Atari, cavi 10 kg ogni volta che ti pesi, hai un po' di autostima. Un simpatico fermaporta a forma di fermaporta. Che ferma porte, portoni, finestre, vasistas, basculanti, cancelli, sarcinesche, ponte elevatori e anche camere. Se ne acquisti 22 in omaggio un bilocale a Porta Vescovo. Ok. Per andare per un amore, ci te passo di Maronia.
divertire. Salutiamo gli amici di Corte Ponta. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona, Vado Sicuro, Mototaxi, I Fattorini di Verona, Airforte, La Fal.0 Serramenti.